Amici cari, amici di Gennaro Master a pizza, buongiorno a tutti, sempre un brindisi alla vostra e alla mia salute. Allora, sto preparando da mangiare, una verza di riso un po' particolare perché ho aggiunto un peperone rosso, peperoncina, aglio, pepe e il riso, eccolo qua, lo farò cuocere direttamente nella padella assieme alla verza e al peperone. E vedremo come viene. Vedremo, come ho detto sempre, ce lo mangiamo tranquillamente, vedremo. Correggiamo l'errore se riusciamo a trovarlo, è vero, e oppure non lo facciamo più, lascio salvare questo problema. Non vi create mai problemi come io ho detto, ecco qua, lo voglio solo fare vedere, guardate quanto è bello, guardate quanto è bello, guardate. Qui farò cuocere, come ho detto, il riso, un po' di vino bianco, ecco fatto. O vino rosso mi serve a me per fare il brindisi, sempre alla vostra e alla mia salute. Per adesso vi lascio un attimo il tempo che termina la cottura della verza e del peperone e poi ci metto il riso. Vi voglio bene, un abbraccio. Amici cari, amici di Gennaro Master a pizza, eccoci di ritorno. Come è di consuetudine ho inserito il riso tra i peperoni e la verza, ed ecco qua, sono stato cucendo, ecco qua, vedete? Tra poco saranno anche pronti. Li ho utilizzati, tutti quelli che erano rimasti, ci ho utilizzato tutto quanto, e che facevo? Le schifo, erano poche, però guardate, il riso cresce, come diceva mia mamma, mette poco riso perché il riso cresce, e guardate come è cresciuto, guardate che bellezza, come sta venendo bella. Voi forse non lo immaginate, ma sta venendo una meraviglia, è chiaro. Ecco qua, lo faccio vedere. Ecco qua, È una meraviglia, no? Adoro, adoro. Tra poco è pronto per essere gustato e poi stasera per cena anche i sausage. Me lo faccio alla brace. Un pochino di vino rosso e faccio la serata e mi devo arrangiare, mi devo governare da me, perché modestamente avvicinare io mi voglio bene e cerco di trattarmi nel miglior modo possibile. Un abbraccio a tutti, un brindisi sempre alla vostra e alla mia salute. Ci avremo tra poco per il piatto terminato. Amici cari, un assaggio. È terminata la cottura? È buona? Vi posso assicurare che veramente sono squisiti. Ecco, allora, prepariamo questo piatto, allora sto cuppino, arance mi sono cuppino, non sta ancora tra le cose lavate stamattina. Ecco qua, siamo piatto.
Ecco qua. Eccoci qua, amici cari. Bello profumo. Bello profumo. Eccolo qua. Il piatto terminato. Vedete che bellezza, amici cari? Bello. E un sapore ottimo. Già l'ho assaggiato. L'ho già assaggiato già. Ecco qua ancora. Bello. Sinceramente mi piace. Non perché oggi fatti come dico altre volte, ma quando una cosa lo sapete sono obiettivi. Quando una cosa non è buona dico siete dice no, è sbagliato, lieve ma questo come le altre pietanze che ho fatto precedentemente è buono, si può mangiare. Bello, buono. Ho visto pure ha una giusta cottura. Amici cari, io continuo a consumare il mio pranzo, vi saluto e vi auguro sempre una lietissima giornata e sempre un brindisi alla vostra e alla mia salute. Buon appetito a tutti.